Fausto Raciti galoppa verso il traguardo, Giuseppe Lupo fatica a tenere il passo, ma alla fine dovrebbero essere proprio loro due a contendersi alle primarie del prossimo 16 febbraio la leadership del Partito Democratico siciliano. Secondo i dati ancora parziali ma molto indicativi, il giovane candidato sponsorizzato da renziani e cuperliani si attesterebbe attorno al 70% delle preferenze dei tesserati, mentre il segretario regionale uscente accuserebbe un ritardo di 50 punti, si aggirerebbe sul 25% dei consensi degli iscritti del partito chiamati al voto nei circoli sparsi in tutte le 9 province siciliane per una prima scrematura delle candidature che complessivamente sono 5. Se gli attuali numeri verranno alla fine dello spoglio confermati, si profila una partita a 2. Gli altri resterebbero invece fuori in quanto al di sotto della soglia del 5%. L'unica in grado di recuperare terreno potrebbe essere Antonella Monastra dell'area Civati, che sarebbe lì sul punto di toccare il tetto stabilito per poter accedere alla cosiddetta fase 2 per la corsa alla guida della segreteria regionale. Gli altri due candidati ritenuti fuori dai giochi sono Antonio Ferrante e il ravanosano Giuseppe Lauricella, deputato nazionale, il quale, se questo lo potrà consolare, nei circoli della provincia di Agrigento si è piazzato al secondo posto con il 15,82%, ben 5 punti in più di Lupo che si è fermato al 10,7%. In quarta posizione, sotto quota 5%, sostanzialmente in linea con il dato siciliano, Antonella Monastra. È rimasto a bocca asciutta il quinto contendente Antonio Ferrante, una candidatura la sua di disturbo in casa del rottamatore. In pole position ovviamente anche nell'agrigentino Fausto Raciti, a cui è andato il 65,91% delle preferenze. Alle urne si sono recati 3.772 tesserati, mentre complessivamente a livello regionale i votanti sono stati 25.000.